Ecco le abilità di cui hai bisogno per raggiungere i 1500 punti a scacchi. Punto numero 1 imprescindibile, ci vuole una buona visione tattica solida, risolvi tanti problemi di scacchi, devi vedere subito al volo attacchi doppi, attacchi di scoperta e tutte quelle idee tattiche che caratterizzano il medio gioco. Questo è fondamentale, devi aumentare il tuo potere offensivo. Punto numero 2, devi avere un buon repertorio d'apertura. I giocatori arrivano a 1200, 1300 conoscendo così e così le aperture, ma è difficile arrivare a 1500 se non sai almeno le prime 5, 6, 7 mosse di cosa giocare col bianco e cosa giocare col nero. Punto numero 3, devi essere in grado di creare dei piani di gioco nel medio gioco. Ok, hai fatto l'apertura, hai sviluppato i tuoi pezzi, hai arroccato, hai centralizzato le torri e adesso com'è che porta avanti il gioco? Su quale lato della scacchiera è meglio attaccare? L'ala di donna, l'ala di re? Questo lo devi sapere. Punto numero 4, devi conoscere bene i finali elementari di pedoni, quindi re contro re pedone contro re e due pedoni, questi devi assolutamente conoscerli. 5, devi sviluppare delle abilità psicologiche, gli scacchi sono anche un gioco di psicologia dove c'è ansia, pressione durante il gioco, devi imparare a non sbarellare, non fare sacrifici che non sono richiesti, noi non siamo tali, siamo giocatori normalissimi, quindi impara ad attendere, gli scacchi non sono un 100 metri ma sono una maratona. Se vuoi apprendere tutte queste abilità e raggiungere questa vetta, guarda il link in bio, è uscito il corso Come arrivare a 1500 punti su Matto Scacco, ti aspetto.